Buonasera, benvenuti a questo appuntamento di Entura. Siamo felicissimi di poter presentare dal vivo il libro di Ciro Auriemma, che è uscito ad aprile, ma abbiamo dovuto aspettare fino adesso che ci consentissero di tornare a incontrare il pubblico. Quindi grazie a tutti voi per essere qua, grazie soprattutto al Fico d'India che ci ospita. Grazie anche all'assessorato alla cultura della Regione Sardegna e alla Fondazione di Sardegna che sostengono il Festival Entula. Stasera presentiamo il libro di Ciro Auriemma, Il vento ci porterà, edito da PM. Dialogheranno con lui Renato Troffa, per cui ha già scritto un libro a 4 mani, quindi insomma un sodalizio che dura nel tempo, e Daniele Pinna, che è agente del medesimo Auriemma. Quindi io lascio la parola a loro e vi auguro una buona serata. Prima di tutto direi che grazie a voi per averci invitato, grazie a tutti voi, grazie anche a chi sta rendendo possibile la diffusione dell'evento facendo foto. Dunque, grazie anche a chi è venuto qui. Ora basta ringraziamenti. È un piacere essere qui a presentare il libro di Ciro per una serie di motivi che forse vedremo un po' di raccontare. È un piacere soprattutto essere qui a presentare Ciro con Daniele, anche questo vi spiegheremo il perché, però forse è meglio rompere il ghiaccio parlando subito dell'elefante nella stanza, che non sei tu stavolta, e cioè togliamoci subito il dente. Tu hai deciso di raccontare questa storia seguendo le orme di una persona, più che un personaggio, una persona direi, che è Anne-Marie. E direi che forse è il caso di iniziare parlando proprio di quello, poi potremo secondo me girarci attorno. Ma sì, più o meno, nel senso che in realtà volevo scrivere una storia su delle cose che succedono, che vediamo accadere anche nei tempi nostri, nei tempi contemporanei, cioè la scelta di persone che a volte ci sembra anche inspiegabile, di lasciare tutto ciò che hanno, molto o il poco che hanno, per provare a difendere la libertà di qualcun altro. E questa è una cosa che mi ha incuriosito molto. E alla fine però non volevo fosse il solito maschio alfa, no? Di tutte le storie di guerra, l'Hemingway della situazione che ci racconta quanto è bello e quanto è figa la guerra. Volevo che fosse in realtà un altro tipo di personaggio che era la ricerca di una libertà propria, personale, molto intima, e che tramite la ricerca di una libertà intima scoprisse che la libertà in realtà è qualcosa di assoluto, che non puoi semplicemente intimizzare, e quindi o tu in qualche misura cerchi una libertà per tutti, o altrimenti ti stai adagiando in una zona di comfort, non stai più parlando di libertà ma di privilegio. Ecco, quindi ho pensato a questo personaggio, a questa ragazza, per questo motivo qua. È strano per me presentare un libro del mio autore, ma in realtà siamo qui perché siamo 3 amici. Vero? Siamo 3 amici che di solito passiamo del tempo insieme e ci capita spesso di parlare appunto anche delle storie. Proprio l'altro giorno stavo pensando a una cosa che ci siamo detti diverso tempo fa, quindi pensavo di non aver detto niente di serio. In realtà ho ripensato, leggendo qualche pagina di questo libro, a una cosa che ci siamo detti tempo fa, ovvero come è cambiata la tua scrittura. Sai che è una cosa che mi piace molto, parlare della voce. Tempo fa, in una libreria, abbiamo messo a parlare della tua scrittura. E secondo me qua sei arrivato finalmente ad avere la tua voce, perché curiosamente io ti dissi una cosa, ti dissi guarda, secondo me se devi continuare a fare il genere devi ripulirla da questa tua vocazione al linguaggio poetico che tu hai innato. Tu scrivi guardando al suono delle parole, alla poesia. Quindi invece di seguire il mio consiglio, che era quello di continuare a fare il genere e ripulire il linguaggio, hai fatto tutt'altro e hai fatto bene. Quindi come hai fatto? Cioè,
perché questa scelta di non continuare magari con quello che stavi facendo prima e andare in una direzione diversa, secondo me giusta, però è comunque una scelta curiosa rispetto al tuo percorso precedente. Una domanda spettacolo. Dopo 13 anni di genere, uscire con un romanzo che è un romanzo è da giustificare in qualche modo, no? Ci provo. I ragionamenti sono di due tipi. Innanzitutto avevo la necessità di raccontare questa storia, ma proprio questa, che mi è venuta addosso con urgenza. Sembra una fesseria detta così, però invece è vero. Cioè, io avevo urgenza di raccontare questa storia qua e non un'altra. E lo sai bene, mi ci sono accapponito, tant'è vero che l'abbiamo mandato in lettura a quello che era il mio editore dell'epoca, Stefano Izzo, che ha detto sì, bello, ma non saprei proprio cosa farci. Esatto, tecnicamente non saprei proprio come prenderlo, cosa farci. E invece ci siamo intestarditi, perché era un'urgenza tirare fuori una storia che parlasse di oggi, di libertà in assoluto, di libertà delle donne, di libertà delle donne in relazione anche al diritto di prendere un fucile, che sembra una cosa, una buttata. No, il diritto di prendere un fucile e combattere per difendere la libertà di qualcun altro e ritrovare la libertà di se stessi. La seconda cosa è che in questo momento io sto trovando moltissimo genere, no? Ma veramente tantissimo, ma non mi ci sto riconoscendo, perché il genere che sto leggendo è un genere che molto spesso è asfittico, molto spesso è autocompiacente, molto spesso gira attorno agli stilemi di cui parliamo da decenni, e quindi il commissario, le caricature alla Catarella, oppure il thrillerone, il noir, il thrillerone mozzafiato, il noir del commissario che è corrotto, ma che poi però, ecco, cioè, alla fine tutta questa roba qui mi stava togliendo il piacere di leggerla, questa roba, pensa un po' scriverla. Immaginare una storia in questo momento noir non ci riuscivo. Non riuscivo proprio a trovare qualcosa che potesse avere una funzione non semplicemente narrativa, okay? Ma che potesse parlare di qualcosa che credo sia importante, universale. Ecco, non riuscivo a trovare nulla di universale da mettere dentro il genere, perché il genere inizia a parlare, secondo me, o inizia a parlare del cesto, come diciamo sempre con Renato, cioè del fatto che la società è sempre più criminogena e deve smettere di raccontare di commissari e criminali, ma deve iniziare a raccontare di società che ha introiettato un modus, oppure secondo me va a morire. Certo, sì. Quindi non l'hai fatto solo per rendere difficile il mio lavoro? Cioè, potevi No, scrivere anche, un giallo, no, anche basta, anche, no, tu hai anche. deciso. C'era anche quel rodimento lì, quelli complicano un po' l'esistenza. Io adesso ho due domande. Una è, la prima è per Ciro, chiamala così, e cioè l'ha citato adesso Daniele, e tu hai parlato di questo, ma forse un po' leggermente. Invece ci sono persone che si stanno anche... Quasi quasi è meglio se parlo con la mia voce normale. non arriva lì, perché il problema è che pieghi il filo esattamente perché non ballonzoli, ma vabbè. Dicevo che si stanno chiedendo anche che tipo di autore, no, incontreranno tra le pagine di questo libro. Io penso che tu stia facendo un percorso e sia arrivato, come ha detto Daniele, a un punto di svolta importante del tuo percorso, in cui la tua identità autoriale sta iniziando ad essere sempre più definita e sempre più marcata. E passa attraverso quell'elemento che Daniele ha citato prima, cioè la lingua, la voce. Mi piacerebbe, se hai voglia, che raccontassi un po' qual è il rapporto di Ciro Auriemma con la sua voce, con la parola scritta, perché
quando ho preso, direi per la prima volta, ma non è vero perché l'ho visto nascere, però adesso, quando ho preso per la prima volta il romanzo finito e l'ho provato a riguardare, è stata ancora forte, ancora più forte forse la sensazione di trovare una cura estrema nelle parole. Cioè io la sensazione che ho, e penso che abbia chi prende in mano il tuo libro, è che non esiste una singola parola, fosse anche una congiunzione, che è lì solo perché è la prima che ti è venuta. Cioè, si vede proprio il segno della carta vetrata a pasta fina che hai usato per levigare. E mi piacerebbe che ci raccontassi un po' com'è il tuo rapporto con questa carta vetrata. È un rapporto di amore e odio. Carver diceva che le parole sono importanti perché sono tutto ciò che abbiamo, per cui bisogna averne cura, no? Prenderci cura delle parole. Secondo me il regalo più grande che ti fa un lettore è il tempo. Non sono quei 15-20 euro che spende per comprare il libro, ma sono quelle ore che dedica sulle tue pagine. E quindi il massimo rispetto che tu puoi avere per il lettore non è tanto rimborsargli il prezzo del libro, ma dirti: guarda, io ci sono passato talmente tante volte che, in tutta onestà, sì, magari qualcosa mi è sfuggita, ci sta, però cura ne ho messo. Questo romanzo ha visto 5 riscritture in 3 anni, sono 350 pagine, 5 riscritture, fatevi un po' voi quanto lavoro c'è. E poi ogni volta che finivo una stesura la leggevo tutta a voce alta, perché se non mi suona una parola a voce alta vuol dire, se mi si inceppa la lingua mi si inceppa anche il pensiero, allora devo capire dov'è, in quale snodo della frase non sono stato all'altezza di quello che avrei voluto scrivere, e la costruisco così, piano piano, cerco delle parole che mi suonano, no? Cerco proprio il suono, devono avere una certa musicalità, e poi provo, sostituisco, taglio, cancello, smonto. Cioè è un lavoro di sartoria la scrittura, vista dal mio punto di vista, no? Non c'è una stesura e dico che è buona la prima. La prima solitamente mi fa ribrezzo, dalla seconda in poi incomincio a chiedermi se ha un senso quello che ho fatto. Questo per dirvi, praticamente, non chiedetegli indietro i soldi del libro perché tanto non ve li ridà. Cioè tutto questo giro serviva a... No, comunque approfitto della presenza di Daniele perché è un'occasione rara, no? E da lettore mi sarebbe piaciuto avere davanti la gente di qualcuno che ho letto, a volte anche per dirgli qualcosa di meno carino, però il ruolo di un agente è fondamentale per chi scrive, no? Perché ti aiuta a incanalare le tue energie, a incanalare anche la tua opera e la tua vena autoriale verso quelle che poi sono i banchi delle librerie, e dunque la cosa più importante per chi scrive, che sono le lettrici e i lettori che stanno qui. Daniele, io ho avuto la fortuna di conoscerlo grazie a Ciro, che è stato il primo che è entrato in contatto con Daniele, poi per sua disgrazia è diventato anche nostro amico e gli abbiamo rovinato la vita. Però un agente si ritrova a volte un manoscritto in mano, scusate il gioco di parole, di un autore che non conosce e deve decidere se quell'autore vale il suo lavoro, il suo impegno, se può meritare la pena o la gioia di lavorarci su. Quello che volevo chiedere a te era cosa hai visto in Ciro, cioè cos'è che ti ha fatto dire io su questo ci investo il mio tempo, insomma. Io parlerei del libro, non di me, però va bene. È la stessa cosa. No, cosa ho visto? Ho visto il vento. Hai visto la morte di Ciro. Esatto. Il vento ci porterà. Allora, c'entra con quello che stavo dicendo prima. Fondamentalmente, quando io ho incontrato Ciro, l'ho incontrato in un bar, che è il bar dove vado di solito a Cagliari, e siamo rimasti a parlare un sacco di tempo. Non ci conoscevamo, ci siamo un po' studiati, credo. Io sapevo che era lui sapeva che ero io, però non avevo la minima idea di quello che volesse fare.
in quel momento, nel senso che non sapevo la strada che avrebbe preso sulla prima scrittura, non so. E quindi io credo che fondamentalmente se la domanda è rivolta in generale non risponderò mai. Nel caso di Ciro non c'entra niente la mia professione, perché quello che è nato prima l'amicizia, io credo. Dopo è venuto tutto il resto. Cioè nel senso che dopo poi sono venute delle discussioni, io cerco di non entrare mai neanche troppo nella questione della scrittura, perché non è il mio mestiere, io sono un bieco venditore di libri, però il discorso è che delle volte vedo delle cose negli autori, cioè vedo che alcuni autori hanno bisogno di capire cosa devono fare. Ora lui non aveva certo bisogno che glielo dicessi io, tant'è che infatti ha fatto il contrario, visto che stavo dicendo io, però anche quello conta. No, contava anche quello, perché lì il ragionamento era, io nella tua scrittura vedo qualcosa che cozza con il genere. Era un dato contestabilissimo, ma era un dato. E secondo me quella cosa lì lui non la poteva levare, tant'è che quando gli dissi di levare quella parte poetica, lui ha fatto una facciata offesissima, perché lui è anche permaloso. È molto permaloso. Su questa cosa allora, lì bisogna difendermi. però è lì il punto è proprio lì, che quando un autore è in grado di difendere la propria scelta, allora funziona. E lui ha difeso il suo lato diciamo poetico, a me andava benissimo questo fatto. Poi piano piano sono arrivate le storie, è arrivata PM, che secondo me la stavamo già guardando da un po' di tempo, e io credo che Stefano, tu hai nominato Stefano Izzo. Stefano Izzo è stato fondamentale, io credo, per questa rinascita un po', no? Questa ricollocazione, perché vi ha seguito assieme nella vostra scrittura del nuovo libro del tipo precedente, e il no di Stefano era un no, lo dico, per quello che stava facendo lui come editore, non un no alla storia di Ciro. Ed era importante perché voleva dire io non la posso pubblicare qui dove sono adesso, non la posso pubblicare in assoluto. E quindi invece quello ha fatto capire che la direzione che lui doveva prendere era un'altra. Che cosa ho visto in Ciro semplicemente un amico è la capacità di scrivere, la capacità soprattutto anche di seguire le persone che hanno voglia di scrivere, che è una cosa difficile questa, no? Mettere da parte anche un po' se stessi per seguire quelli che vogliono scrivere, che è un altro lato importante. Però se io adesso la smetto di fare i complimenti. Adesso posso fare una domanda? No, Renato non gliela faccio adesso la domanda, la faccio a te, perché te l'ho detto che te la facevo questa domanda, che è una domanda molto canonica. Allora, hai avuto la fortuna di avere lo strillo di Marcello Fois. Io voglio dirlo, Marcello è veramente, oltre ad essere un classico vivente, è forse la persona più disponibile che esista in editoria, cioè un grande scrittore che riesce sempre ad accompagnare gli autori nel loro percorso. È veramente incredibile la disponibilità che ha verso veramente, dico, chiunque, lui, persone in cui lui riconosce il talento, però sì. Alzo la voce. Okay. Allora, Marcello ha fatto lo strillo. E questo mi ha fatto venire in mente una cosa. Tu hai scelto questa strada e vorrei capire, rispetto agli altri autori della tua isola, la domanda non sai qual è, come ti collochi? Eccolo là, mi deve far collocare. Esatto. Ma come mi colloco? Non lo so. Non te lo so dire come mi colloco. Mi sembra anche un po' forse pretestuoso parlare di se stessi in questa maniera. Io ti posso dire che cosa voglio fare, poi come mi colloco, magari saranno i lettori e mi ci vai a collocare, non lo so. Quello che voglio fare è continuare a raccontare questo tipo di storie, cioè parlare di persone, parlare di temi che hanno in qualche modo il riverbero dell'universalità in chiunque possa prendere il libro, cioè che chiunque affronti quel libro non si debba aspettare il colpo di scena a pagina 50, perché nella struttura del giallo ci deve essere il primo colpo di scena intorno a pagina 35-50, ma che prenda un libro per innamorarsi dei personaggi, no? Per capire che cosa accadrà a queste persone, sapendo che io per primo le ho scritte queste storie cercando di capire dove questi personaggi vogliono andare. Quindi
Quindi, che cosa voglio fare? Continuare a raccontare questo tipo di storie qua, provare a esplorare non dico una letteratura sarda, perché mi sembrerebbe anche questo un po' chiuso, no? Lavorare per Fortini, però continuare a raccontare di persone che da qui vivono l'esperienza dell'altrove. Quindi la Sardegna non come luogo geografico che chiude, ma come ponte che apre, no? Che si apre. Poi vediamo, non so cosa succede. Una cosa che mi viene da chiederti, anche perché tanto per cambiare, come capita nel 99,999% delle presentazioni che si fanno, la maggior parte delle persone che abbiamo davanti sono donne. E per me, che è da un po' che lavoro, ti leggo in un modo o nell'altro, c'è un tarlo, no? Dice che gli scrittori hanno dei tarli che muovono le loro opere e che non riescono a ignorare, perché se non li ignorano escono storie potenti. L'hai accennato velocemente prima, però il tarlo di raccontare donne che non siano relegate semplicemente a riempitivi o che non siano funzionali a personaggi maschili è un tarlo che tu hai dentro, che stai provando a fare, pur con i comprensibili alti e bassi del fatto che sei un uomo, però mi sembra che stai diventando sempre più un tratto distintivo del tuo scrivere. È un'affermazione o una domanda? No, era una domanda fatta sotto forma di affermazione. Allora, stiamo girando attorno al romanzo. Proviamo a dire due righe di che cos'è questa storia. No, del romanzo non ne parliamo. Va benissimo così. Ecco, se volete ve lo leggete, non rompete le scatole. Il tasto. Pronto. Francesca ha detto di sì, non si parla del romanzo. La presentazione non necessariamente parla del romanzo. Anzi, no, chi se ne frega, perché il romanzo uno poi se lo compra e se lo legge. Nelle presentazioni si cerca di capire chi l'ha scritto, che cosa c'è dietro. Della trama vuoi parlare? No, ma io te la dico una cosa del romanzo. No, il personaggio è bellissimo, non rovinare la sorpresa parlando Non rovinare. Basta, cioè, inizia benissimo così, ma cosa devi parlare? Non devi parlarne. No, poi gliel'abbiamo chiesto come prima domanda, Sai l'incanto di quando incontri una persona meravigliosa? Io mi potrei anche sedere lì e ascoltare mentre No, adesso ti dico la cosa del libro, ti succede, nel senso, dico una cosa, lo sai, io ho una fissa su questo libro, tu sai che a me il titolo non piace. No, è vero, anche a lui. No, il titolo è bello, però ce n'aveva un altro. Che è l'odore della neve, sì. Allora, perché? Perché si capisce subito, e perché invece non ce l'ha più. Allora, rispondo prima a te, poi rispondo a questo sciagurato. Perché l'odore della neve? Perché ci sono dei momenti fondamentali della vita della protagonista, dei momenti proprio di svolta, in cui cambia tutto, in cui a lei sembra di sentire l'odore della neve, come quando da bambina per la prima volta è morta. Lei per la prima volta da bambina muore, o meglio rimane sospesa in un limbo tra vita e morte, e quando si risveglia le sembra di ricordare di aver sentito l'odore della neve. Ecco, in tutta la sua esistenza, tutte le volte che ci saranno dei cambiamenti importanti, a lei sembrerà di tornare a sentire l'odore della neve che le evoca Nuoro, perché lei è di Nuoro. E quindi per me era importante questo titolo perché aveva una valenza simbolica, e la mia editor mi ha detto no, l'odore della neve è freddo, sì, è freddo, sì. Poi hanno fatto una copertina che è molto bella, un acquerello, e quindi mi hanno anche spiazzato perché l'odore della neve con l'acquerello estivo non fa, e mi ha proposto come contropartita
Aspetta, com'era? Solo il vento tra noi due. Ecco, qua lì c'è la mia dolcissima metà che mi ricorda. Solo il vento tra noi due, ti prego, no. Ti prego, no, troviamo qualcos'altro. È sempre Nadia che mi soccorre quando mi vede che barcollo. Mi ha detto, ma se proprio il vento è una cosa suggestiva, importante, perché anche lì ha una valenza simbolica, perché non il vento ci porterà, no? Come la canzone di Noir Désir. Scusa, fa ridere perché l'hai raccontata come se tu questa cosa l'avessi vissuta bene. No, tu eri incazzato. Cioè non eri sereno che vagliavi le proposte, tu quando mi hai scritto per questa cosa qui. No, ma sulla prima proposta del titolo, no, non è che eri incazzato. No, eri incazzato. No, Robert De Niro il taxi driver. Più o Non è meno. che eri incazzato. Cioè. Eri incazzato. ma qua c'è, ma cosa dici? Ti sento da lontano, ti sento i tuoi incazzi. Abbiamo una chat, te la ricordi? Abbiamo una chat dove non parliamo quasi mai Di lavoro, però vabbè. Ok, parliamo di birra di solito. Devo rispondere a te. No, se vuoi, altrimenti chiamami pure. Come te la posso dire questa roba? Senza... Io credo ci sia bisogno all'interno della letteratura, anche da parte di noi maschietti, di un atto di coraggio. E un atto di coraggio significa prendere per mano dei personaggi che ci sembrano non abbiano troppe potenzialità dal punto di vista dell'avventura, no? Ma che ce l'abbiano dal punto di vista della possibilità di trasformarsi, di adattarsi, e che rappresentino comunque, anche se questa cosa non ci piace, il tempo che viviamo, perché anche qui, che ci piaccia o meno, è una verità che le donne sono meno libere, le donne occupano meno posizioni di privilegio, le donne in famiglia si sentono dire molto più spesso di un ragazzo, tu non ti puoi vestire così, ma come ti sei vestita, no? Cioè 14-15 anni, come ti vesti? Ma vatti a cambiare. Per un ragazzo è molto più difficile sentirselo dire, e sono delle cose che ti cambiano la percezione di te stessa, no? Perlomeno io credo, e io mi sento raccontare dalle mie amiche. Ecco, provare anche da parte nostra a prendere dei personaggi così, che vivono questo tipo di esperienza e che a un certo punto invece provano a ribellarsi, a dire ok, io voglio la mia libertà, no? E per la mia libertà sono disposta a lasciare tutto, no? Mollare gli ormeggi. Ecco, mi sembrava dal punto di vista storico importante provarlo a ribadire, anche se ci sembra che ormai ci sia una parità, a me non sembra, e quindi provare anche con la letteratura a ribadire l'ovvio, perché no? Adesso ti faccio una domanda sul romanzo, ok? Così roviniamo e via. No, libertà è un termine che sta tornando e ritornando e riponendosi all'attenzione dall'inizio di questa presentazione. Ci sono tante libertà, alcune le hai brevemente accennate, altre no, però ci sono alcune libertà, secondo me, che tu nel romanzo hai segnato in maniera più netta per portare all'attenzione di chi legge. Vuoi dirci qualcosa su perché, secondo me, il tuo romanzo è un cantico? All'inizio, quando si provava a definirlo, no? È un romanzo di formazione, no? In realtà è forse un cantico alla libertà. Mi piacerebbe che spendessi qualche parola in più sulle diverse libertà che tu hai voluto, perché ci sono delle libertà che tu hai raccontato anche con una breve scena, che poi magari il personaggio è andato, però tu quel cameo ce l'hai voluto lasciare. Il romanzo gioca su una cosa che potrebbe essere banale, la libertà di amare. La libertà di amare chi si vuole. In realtà la scoperta viene dopo, cioè la libertà
di amare chi si vuole non è libertà nel momento in cui le persone attorno a te non sono persone libere. Che cosa significa dal mio punto di vista? Significa che la libertà nel momento in cui provi a declinarla, no? A darle un attributo, già perde di significato. La libertà vuol dire che tu la stai sminuendo. Quindi la libertà o è qualcosa assoluta ed è di tutti, o altrimenti non è di nessuno. Uno non può dire, vabbè, io voglio la mia libertà di amare chi voglio io, ma non gli altri, no? Io voglio la mia libertà di uomo, di poter fare quello che mi pare, ma non la mia compagna, no? La libertà è libertà nel momento in cui esiste per tutti, no? Ed ha valore quasi ontologico, assoluto. Siamo persone libere e rispettiamo la libertà dell'altro, nella misura in cui ovviamente questa libertà non va a nuocere alla libertà di qualcun altro. Ecco, questo è il senso del romanzo, cioè portare un personaggio, portare una persona, portare una ragazza a scoprire che la sua libertà di amare e di essere corrisposta c'entra in qualche modo con la libertà di un popolo di emanciparsi, di un popolo di difendersi dal fascismo, perché siamo negli anni 30, andiamo in Spagna durante la guerra civile. Ecco, prendere un fucile per difendere un popolo che non è il tuo da un'aggressione significa elevare la ricerca della libertà che tu hai, no? La libertà di poter amare qualcuno, a valore supremo, la libertà anche di morire se serve, no? Per dimostrare che la libertà è per tutti, deve essere per tutti, come il pane, come la poesia, no? La libertà e il pane e la poesia o sono per tutti o non sono. Siamo al limite. Io vorrei chiedere se ci sono delle domande. Qualcuno che però vuole fare del romanzo perché lui ci tiene. Oppure se volete fare delle domande a Daniele. Non spoiler. Quindi è un giallo. Abbiamo sentito. Per fortuna non... Allora, spiego a chi sta guardando in streaming, per vostra fortuna non avete sentito un commento vicinissimo allo spoiler. Comunque, fortunati voi. E fortunate. Nessuna domanda? Momento di rottura di ghiaccio? Critiche? Mentre ci pensano, io ti faccio invece la domanda davvero banale di rito con cui si conclude ogni presentazione al mondo. Esatto, stai scrivendo, a te non lo si può fare, però dove ti porterà il vento, Ciro? In che direzione ti sta soffiando? Scegli uno dei 5. Uno dei 5. No, allora, dove mi ha portato? Mi ha portato a proporre 2 storie che sono state entrambe cassate per motivi molto validi, e invece adesso va bene così perché mi sta dando la possibilità di esplorare una storia che mi sembra più promettente. Mi porta ancora in Sardegna, mi porta qualche anno indietro, diciamo alla fine dell'Ottocento, e ancora una volta mi porta ad esplorare qualcosa che credo sia universale. Questa volta provo ad esplorare il tema della bellezza, della scoperta della bellezza. Non sei tu, Renato. No, scusa. Poi. C'è un libro. Che non leggerete mai, probabilmente. Che non leggerete mai di sicuro. Il famoso libro dell'uomo e dei suicidi. Sì. Lui sono matto. Lui è un libro che per una gente è una scommessa, e io spero prima o poi di riuscire a far pubblicare questo libro qui, perché non c'entra niente, assolutamente nulla, nel modo più assoluto, con quello che Ciro ha scritto. Però ha senso. Ha senso. Se vogliamo osare chiamare questa cosa qui poetica,
ha un senso con la mia poetica. Non Però vi ho detto solo, una parola non enorme, solo, quindi ha sto zitto. senso anche con la tua preparazione culturale, con i tuoi studi e tutto, perché c'è dentro anche la scienza. C'è anche la E scienza. il lato della scienza da te è importante, secondo me, prima o poi nei romanzi. Prima o poi, Vero? chi lo sa. Ok, ma domande quindi? Niente? Nulla? Nadia, tu che... Sì, ce n'è Francesca. una qua, Francesca. Mi si sente? Sì. No. Ho visto che non hai risposto alla domanda dove ti collochi, te la rigiro. Insomma, senza voler andare a scomodare dei padri, però hai magari dei fratelli o delle sorelle maggiori nel panorama letterario sardo, nazionale, padri. europeo. No, anche padri e madri. Io prima di scrivere questo romanzo mi sono riletto Il giorno del giudizio di Satta, i canti barbaricini di Sebastiano Satta, che sono meravigliosi. Non so perché non vengano ripubblicati, riproposti, cioè, perché la poesia non vende, non si può fare. Te l'hanno detto. No, non me l'avevano detto, però mi piange il cuore ogni volta che me lo sento dire. Però sono bellissimi, peraltro li trovate gratuitamente disponibili sui siti, quindi se avete curiosità andatevi a leggere. Sicuramente Marcello Fois, sicuramente. Un romanzo per me... Tutti nuoresi. Tutti nuoresi, no, anche Sergio Azzeni. Anche Sergio Azzeni. Memoria del vuoto di Marcello per me è stato un romanzo fondamentale, proprio per capire dove volessi andare. Come è stato fondamentale e tuttora per me fondamentale Il figlio di Bakunin di Sergio Azzeni. Sono delle opere che mi guardano, no? E mi dicono provaci, no? Stanno lì e mi dicono provaci. Ed è impegnativo perché significa provare a scalare delle vette molto alte. Però ecco, lì, sicuramente lì ho dei fratelli maggiori e delle sorelle, padri, madri, insomma, quella roba lì. C'è una domanda là in fondo. Devo chiederti, visto che io sono arrivata un po' tardi, magari non so della mia cultura, ma ho visto che si parlava di te in toni molto entusiasti. Allora mi sono chiesta anche se ti interessi l'autobiografia come genere, visto che in questi giorni è uscito un romanzo, una tesi di Emanuele Carrera, che gioca molto sempre con le vite degli altri, naturalmente con la propria, perché sta sempre da un punto di vista più che un punto di vista, cioè un film incredibile che poi il lettore assume come proprio, diventando lo scrittore è troppo molto impegnativo per la letteratura. E senza aver ascoltato moltissimo della presentazione mi incuriosisce sapere se a te interessa l'autobiografia. Sì. Aspetta un attimo che la riamplifico per lo streaming. È stato chiesto a Ciro, tra l'altro scomodando un altro grandissimo nome come Emanuele Carrera, quanto possa essere interessato all'autobiografia o appunto come nel caso di Carrera a mischiare autobiografia e fiction in qualche maniera. Assolutamente sì, un libro che qualche tempo fa mi sconcertò un po', fu un testo di cui non ricordo il titolo purtroppo, ma l'autrice è Violetta Bellocchio e fu pubblicato da Chiare Lettere, che gioca un po' su Festa Nera, ok, che gioca un po' su piani anche autobiografici, ok, quindi sì, assolutamente sì, ma io tendo a dividere i libri da quelli che non mi piacciono a quelli che mi piacciono, poi non mi interessa moltissimo il genere, ci sono delle cose meravigliose, non ho letto tutto, ho sfogliato Open di Agassi, o meglio, non di Agassi, su Agassi, con Agassi, per Agassi. Stai declinando Agassi, manco fosse una cosa in latino. Però l'ho trovato entusiasmante per me che di tennis, cioè io piuttosto mi sparerei una rotola piuttosto che andare a giocare a tennis, eppure le pagine che ho letto erano belle, erano profonde.
Ma ho una storia talmente banale che non avrebbe alcun senso, però ecco, se mi dovesse accadere qualcosa di talmente importante, perché no? Potrei raccontare la storia banale faccio l'Ulisse di Joyce dentro una fabbrica, racconto la giornata quotidiana di un sarrochese. No. Puoi fare anche il castello di Kafka dentro la fabbrica. Il castello di Kafka dentro la fabbrica. Possiamo provare a mischiare, no? Però fare l'Odissea dentro una fabbrica non sarebbe male. Oppure potresti raccontare la tua vita lietata da bellissime persone che hai avuto la fortuna di... Quando le incontrerò, ci proverò. No, delicatamente appoggiata. Qualche altra domanda? Grazie, tra l'altro. Doppiamente apprezzato perché è la domanda che è arrivata a rompere il ghiaccio. No? Finite uno? Finite due? Allora mi sa che dopo un'oretta circa lo scrittore puzza. Ringrazierei davvero Entula, ringrazierei Liberos, ringrazierei Francesca, Ale e tutto il team del FICO. E ringraziamo anche la libreria Miele Amaro, che è impersonata da quel ragazzo con la polo rossa, per cui chi ha voglia di prendere il libro lo trova lì, e Ciro adesso non si muove perché firma le dediche esattamente qui, in favore di Foto. Grazie a tutti, buona serata.